vero, e infatti cerchiamo di far conoscere il nostro territorio ai ragazzi, perché è vero, molte volte andiamo a vedere chissà che cosa e non conosciamo il vero reale, cioè la prima. Quindi ci sembra invece come scuola noi abbiamo cercato sempre di fare delle attività e delle visite guidate proprio per la conoscenza del territorio. Devo dire che anche il comune ci ha dato delle indicazioni anche per portare i ragazzi non solo a conoscere le zone, il territorio, insomma, le industrie, le zone, gli ambienti. Abbiamo lavorato per i premi a livello nazionale, sul calato sull'ambiente. Quindi siamo molto sensibili a questo problema. È molto più complicato uso questa parola, e costringendoci a insegnare il sardo, perché è vero che la carta dice così, però è anche vero che dice che io devo organizzare il lavoro, l'attività didattica anche valutando le competenze dei miei docenti. Per cui se io ho un docente spagnolo, come mi è capitato quest'anno, un napoletano, un siciliano, e come faccio a fargli insegnare il sardo? Oppure delle persone che come me non avevano, ad esempio per me sarebbe molto difficile insegnare, io insegnavo matematica e scienze, insegnare la matematica e scienze in sardo. Voglio dire, è vero che possiamo fare corsi di formazione e cercare di impegnarci per arricchire, per formarci, però è sempre qualcosa di non naturale, perché la lingua per poter comunicare in modo adeguato devi essere nel padrone, e se tu impari qualcosa così, sì, la imparo perché la devo imparare, non è che qualcosa che tu poi dai con grande amore, ma ti sembra quasi una forzatura, un qualcosa di forzato. Per cui io sono d'accordo con te, cioè nessuno vieta di insegnare in sardo, perché io ho una docente che insegna francese ma usa molto spesso il sardo, l'insegnante di religione e tanti altri, però ci sono altri che invece assolutamente non hanno questa volontà di utilizzare la lingua sarda. Ecco, questo io lo vedo un po' più difficile, e non è che stiamo contravvenendo delle leggi, però di fatto sinceramente qua bisogna vedere se i genitori chiedono e la scuola non risponde, bisogna vedere se stiamo contravvenendo delle leggi. In questo caso, quando finiamo in una situazione di contenzioso, che cosa accade? A Cagliari è accaduta questa cosa, no? Che una scuola del centro città di Cagliari è stata proprio messa in mora da un genitore che lui l'avrà fatto anche perché aveva una cosa di protagonismo politico suo, e di fatti è arrivato qualcuno subito dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, perché quando le fai scoppiare queste cose a livello nazionale poi si comincia a tremare. Allora io non voglio provocare niente, però dico, chi l'ha detto che noi non stiamo omettendo una legge? Tu mi devi dimostrare che quando io genitore ti faccio la domanda fai tutto quello che è in tuo potere per rispondere, Giuseppina, per dire tu dirigente scolastico, insomma. E allora no, chiaramente il dirigente scolastico deve organizzare funzionalmente proprio le sue risorse, e lo deve fare in funzione del raggiungimento del successo formativo da parte dei ragazzi. E il successo formativo da parte dei ragazzi, bisogna dire che in Sardegna siamo abbastanza lontani da raggiungerlo. Allora, nell'educazione linguistica, per esempio, questa questione, cioè, il
diceva bene Antioco, se vai a scavare a chiedere, ti rendi conto di quanta lingua sarda conoscono i bambini o di quanta ne conosciamo anche noi, semplicemente bisogna andarci a lavorare. Allora la questione è questa, che magari non dà immediatamente la risposta ordinale, però nella gamma da 0 a 100 ci sono i numeri da 1 a 99. Allora io da 0 a 100 non è detto che dia subito 100, forse posso dare 25, però devo dimostrare, rispetto ad una situazione di contenzioso che qualcuno vuole servire, che il 25 che è il mio potere dare, questo l'ho dato e che l'ho fatto in maniera documentabile e responsabile rispetto alla mia funzione, che è appunto quella di costruire il piano dell'offerta formativa attento, lo dice la legge di nuovo, lo dice il DPR 275 questo, attento alle esigenze del contesto. Mi è difficile a Sardara pensare che le esigenze di contesto appunto non vadano in questo senso, considerato che l'amministrazione comunale ha già fatto 3 corsi di formazione linguistica e che magari il 4º corso di formazione linguistica, se c'è una richiesta da parte dei genitori significativa, lo si può anche curvare e fargli assumere una valenza didattica più significativa. Per esempio, aver visto il libro di Antioco ci può indurre a ragionare sul fatto che forse un'utenza appunto importante nella formazione possono essere tutti gli insegnanti. Allora io curvo questa formazione per cos'è che può fare un dirigente scolastico? Il dirigente scolastico dispone di fondi di istituto e di fondi di istituto delibererà anche il consiglio di istituto sull'utilizzo dei fondi. E allora io, anziché fare inutili commissioni su 100.000 questioni, mi concentro su obiettivi formativi importanti per il contesto e anche diciamo pensando ad una personalizzazione proprio della formazione e escludo altre cose e concentro le risorse finanziarie sugli obiettivi che voglio raggiungere. Cioè ci saranno insegnanti o gruppi di insegnanti che lavorano diversamente ma lavorano quindi intensificando la loro attività e lavorano di più, io dico diversamente e di più per rispondere alle esigenze del contesto, allora userò i soldi per questo, non li distribuisco in 1000 rivoli del piffero come a volte si fa nelle scuole, che si fanno commissioni per questo e commissioni per quello, poi le commissioni non sono su Simperzo, sono chi è del Morese mi avrà capito, non sono le commissioni che a volte sono commissioni che non sempre producono cose e via dicendo. Invece se l'obiettivo è quello di produrre materiali, per esempio, di fare il lavoro e di produrre materiali che vengono messi a disposizione, poi la scuola se lo deve costruire un patrimonio, no? Il patrimonio non sono soltanto le risorse economiche delle quali noi disponiamo, il patrimonio sono anche questo libro che se qualcuno lo vuole è il suo patrimonio. In Sardegna qua c'è gente che ha lavorato per regalare patrimonio culturale agli altri. Allora nella scuola noi ai ragazzi insegniamo a vivere, secondo me, e gli insegniamo l'essenza della vita, che è la cooperazione, che è lo stare insieme agli altri, di lavorare con e per gli altri. E lo insegniamo nelle pratiche didattiche. Se le pratiche didattiche sono un'altra cosa, è inutile che noi facciamo quelli, ne usciranno giovani poco